di osservare lealmente la Costituzione. La fascia tricolore indossata tra gli applausi e il giuramento davanti all'Assemblea. È iniziato così, proprio come fanno i sindaci dei grandi, il cammino di Matteo come primo cittadino del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Casarza Ligure. La cerimonia di insegnamento, insieme ai giovanissimi colleghi della nuova giunta, è arrivata al termine del Consiglio Comunale ufficiale e a conclusione di un lungo cammino preparatorio coordinato dalle insegnanti Tatiana Marchetti e Deborah Carpena, che ha coinvolto tutte le classi quinte del comprensivo De André. Progetto che vede praticamente la spiegazione della Costituzione e dello Stato, delle regole che regolano lo Stato, e a partire dalla storia dell'Italia, la storia della Costituzione, siamo arrivati fino a spiegare la funzione del sindaco. Per Matteo non è mancato il discorso programmatico, durante il quale sono state presentate alcune idee che il confronto con le colleghe e i colleghi di giunta ha fatto emergere. Tra queste anche quella di mettere delle cassette postali attraverso le quali i cittadini possano scrivere direttamente all'amministrazione per sottoporre problemi e proposte. Ribadito poi l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, spunti preziosi che adesso toccherà ai più grandi fare propri e realizzare. Un bel messaggio per noi, perché ci ricorda che le istituzioni sono di tutti e soprattutto sono dei nostri bambini, che sono il futuro del nostro paese. Questa sera abbiamo ascoltato tante proposte anche per il nostro territorio, quindi credo sia proprio bello, e non solo bello ma sia anche giusto portarle avanti. E alla fine della seduta la tradizionale foto di rito con tutta la giunta. Ciascuno ha voluto ringraziare a suo modo chi ha permesso di arrivare a questo traguardo. Vorrei ringraziare anche le maestre che hanno organizzato questo progetto e tutto il comune che ha accettato questo progetto. E vorrei anche ringraziare i miei genitori e mia sorella che mi hanno sostenuto fino all'inizio. Ringrazio Matteo che è riuscito ad ascoltarmi quando ci siamo dovuti mettere d'accordo per delle cose per questo progetto. Ringrazio tutte le maestre che ci hanno aiutato a capire l'importanza dello Stato e della Costituzione. Ringrazio le maestre, soprattutto la maestra Tatiana, che solo grazie a lei oggi sono qua.